Sindaco, la festa è appena iniziata. È appena iniziata la 27esima edizione della Sagra della Castagna e dei prodotti tipici, quindi ci aspettiamo a San Salvatore di Fitalia per vivere questo momento insieme a noi. E qui ci troviamo proprio nel luogo dove vengono preparate le caldaroste. La regina della Sagra ovviamente è la Castagna, questo è il luogo dove vengono preparate le caldarroste a cura della Prologo di San Salvatore di Fitalia, che ha avuto modo di curare tutto l'evento insieme all'amministrazione comunale. Da qui si snoda tutto il percorso per la degustazione dei prodotti tipici. Allora, andiamo solamente a vedere velocemente come si preparano le caldaroste. Stiamo aggiungendo un po' di brace, un po' di carbonella, così il fuoco si mantiene vivo. E qui le castagne. Ma come nasce, Sindaco, l'idea di portare avanti una sagra dedicata alla castagna qui a San Salvatore di Fitalia? La castagna è uno dei prodotti tipici che troviamo a San Salvatore di Fitalia insieme a tanti altri. 27 anni fa un gruppo di giovani in una piccola piazzetta, la piazza dei Gasperi poco più in basso, ha deciso di fare in famiglia questa piccola sagra, una sagra paesana. Poi via via, man mano negli anni, è andata crescendo fino ad arrivare a questo punto. Ma cosa troveremo in questo fine settimana a San Salvatore di Fitalia? Troveremo ovviamente la castagna, che è la regina, come dicevo, di questi 2 giorni, e poi tanti prodotti a base di castagne, dalla pizza con farina di castagne, bruschette con castagne, la zuppa di castagne. Abbiamo tantissimi altri prodotti locali come il suino nero, il miele, le nocciole, tante cose da gustare e tante cose che possiamo offrire. Quindi l'invito è venire a San Salvatore di Fitalia oggi e domani, ma soprattutto di venire tutto l'anno. Assolutamente sì, tutto l'anno, perché è un borgo straordinario al centro della Valle del Fitalia, sui Monti Nebrodi, e vale la pena, vi assicuro, visitarlo. Vi aspetto. Allora, grazie Sindaco, noi più tardi continueremo il viaggio, vi mostreremo quindi altri stand. Intanto salutiamo Fabio da Canicattì e vediamo un po', andiamo a sbirciare dietro le quinte. Guardate quante castagne, ma quante castagne avete portato? Ce ne sono davvero parecchie, avete raddoppiato le dosi. E allora, qua ce ne sono un paio di centinaia di chili, e qua ce ne sono altri 200, il nostro veterano. Ogni anno sempre protagonista per questo evento. Ora c'è le nuove leve, guarda. Tanti giovani che hanno imparato a fare le caldaroste. Le prime armi, però sto imparando, sì. Tu invece sei un veterano? Io un veterano, assieme a Calogero sono uno dei ragazzi cinquantenni oramai, che da diversi anni oramai ci cimentiamo in questa serata. Allora, intanto fateci sapere da dove ci guardate, chiediamo a Salvatore di raccontarci come si preparano le caldaroste. Vediamo qui. Allora, partiamo da qua. Ecco, andiamo a vedere. Partiamo da qua. Allora, la castagna cruda viene intaccata col coltellino per fare in modo che non esploda durante la cottura. Quindi che taglio bisogna fare? Ecco, vediamo se allora, riusciamo. il taglio ideale è un taglio longitudinale, in modo che la castagna, una volta che cuoce, si apre naturalmente. Vediamo se qua ne becchiamo qualcuna. Eccola. Lo si fa in una posizione particolare? Ecco, questo è il taglio ideale per la castagna. Una volta con un taglio così, sbuccia facilmente. In un gesto si sbuccia. Vediamo una castagna da tagliare, ecco, abbiamo qua. Vediamo un po'. Così. Quindi la si taglia. La si taglia così. Basta un taglio così, o anche a croce, si può fare anche a croce. È ancora meglio. Quindi a croce ancora meglio, si aprirà più facilmente. Si apre. Perfetto. Ecco, queste sono già pronte. Queste sono calde, appena sfornate, diciamo, e le andiamo a mettere a disposizione dei nostri ospiti. Ecco, andiamo. E Ketty ci saluta dalla Svizzera. Ciao, non so se anche dalle tue parti vengono preparate le caldaroste in questo periodo. Qui in Sicilia è una tradizione che viene portata avanti. Ecco, allora, le abbiamo messe appena adesso. Appena intaccate vengono messe sulla brace ardente con un po' di sale per dare un po' di sapidità e un po' di colore caratteristico che conferiamo noi in Sicilia. Vediamo.
Quindi poi prendono il colore bianco. Sì, ecco, in diretta abbiamo questa era una castagna non intaccata, quindi amici mi raccomando, intaccate le castagne. Quindi bisogna tagliarle e poi bisogna girarle spesso. Girarle spesso in modo tale da non farle bruciare fuori e dentro, in modo che la castagna cuocia lentamente. Facciamo vedere come si girano. Ecco, questo è un modo un po' da chef, diciamo, da girare, se no si può girare anche con le mani se qualcuno riesce, se no con un cucchiaio. Quanti minuti per la cottura? E la cottura, diciamo, un 10-15 minuti la castagna è già pronta per essere gustata. Come si vede che è pronta? È pronta quando fuori assume una colorazione, diciamo, non bruciata però ben cotta, e poi quando la castagna comincia ad aprirsi così, pronta per essere sbucciata e essere mangiata, gustata. Grazie, allora buon proseguimento. Naturalmente qui non manca anche il vino, ci sarà il vino a rendere speciale questa serata, Sindaco. Abbiamo il vino. E non può mancare con le castagne il vino novello anche di San Salvatore di Fitalia. Allora intanto ci saluta Rosa da Mortara, poi Un saluto a tutti voi. Griselda dall'Argentina, poi Alfio da Nicolosi. Li invitiamo tutti qui magari nei prossimi giorni, ecco, o trascorrere l'estate qualche giorno. Vi invito tutti a San Salvatore di Fitalia a trascorrere un periodo quale voi desiderate, per passare un periodo tranquillo, sereno e all'insegna del gusto, del buon cibo e dell'arte e della cultura. Questa è la città anche dell'accoglienza, poi uno dei borghi del circuito Bella Sicilia. Ci salutano anche dal Brasile. Che bello, ecco, portare il nome, portare le tradizioni in giro per il mondo, Sindaco, è qualcosa che la rende felice. Assolutamente sì, far conoscere questi piccoli borghi in giro per il mondo è una soddisfazione sia per l'amministrazione ma soprattutto per la comunità fitalese. Francesca ci saluta da Palermo, quindi molto vicino, quindi potrà venire anche domani perché si proseguirà per tutta la giornata di domenica. Domani fino alle 18. Allora, sì, noi continuiamo tra poco il giro insieme, intanto vado a vedere proprio qui lo stand. Quindi qui cosa serviamo? Il vino? Andiamo col vino, sì. Come sta andando? Siamo appena all'inizio? Sta andando bene, andiamo bene. E qui le caldaroste nella Maidda. Vengono servite poi, quindi calde da gustare. Sì, calde. Come sta andando? Bene, molto bene, vi aspettiamo. Tutti i ragazzi della Proloco sono qui presenti per la buona riuscita di questa manifestazione. Sì. Allora, salutiamo tutti gli amici che ci seguono. Vi salutiamo, vi aspettiamo a San Salvatore. In provincia di Messina. Di Messina, sì. Grazie, ciao. Allora, Helen ci saluta dal Paraguay. Dino ci chiede dove siamo. Siamo a San Salvatore di Fitalia. Sindaco, noi facciamo un plauso a tutti i giovani, facciamo un plauso all'attività commerciale e anche alla Proloco. Sì, grazie a tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita di questo evento, a partire dalla Proloco che mi ha aiutato insieme all'amministrazione comunale a organizzare questo evento, e a tutte le aziende, a tutti i produttori locali che si sono adoperati per offrire delle pietanze gustose per i visitatori. Il nostro viaggio a San Salvatore di Fitalia, comune del circuito turistico Bella Sicilia, continua. Fateci sapere da dove ci guardate. Ciao Alfio, ciao a tutti gli amici, e qui si continua a preparare le caldaroste. Fino a quando andrete avanti? Fino a che la gente ce lo permette. Noi speriamo di andare avanti per tutta la nottata. Allora, salutiamo tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Salute! Ciao a tutti voi, condividete il video.